Flavio Capizza. Flavio Capizza. Eccolo lì. Buongiorno a tutti. È un periodo in cui molto spesso un giorno ti svegli e pensi di essere al posto giusto, al momento giusto, di fare la cosa giusta, il giorno dopo invece pensi di essere al contrario nel posto sbagliato, e ultimamente a me mi sta succedendo. Non lo so chi sto citando, ti sto dicendo che questa purtroppo è un'esperienza che sto vivendo, perché 3 giorni fa ero al 7° cielo, perché dopo 1 anno e mezzo di battaglia sul DNA il garante ha dato ragione ai cittadini. Io faccio parte, sono il presidente dell'associazione Identità Ogliastrina. Ieri, e quindi ero al 7° cielo, ieri ero al Consiglio nazionale del, ahimè, mio partito, il Partito Sardo. Vi faccio sapere che siamo con la Lega. Io sono l'unico, anzi 3 voti contrari, di cui il mio era il voto contrario, e quindi sono rientrato a casa depresso. Oggi invece sono qui e mi viene un pochettino più da pensare che sono al posto giusto, e mi fa piacere, e quindi mi fa rivenire un pochettino il buon umore. Ora, io 5 anni fa sono entrato nel Partito Sardo perché il Quinto Moro mi disse, mi convinse che era necessario fare un'oppa al Partito Sardo. Io non vi dico cosa risposi a Prato, perché non è giusto, però non ero molto convinto. 5 anni dopo avrei dovuto seguire il mio istinto di non intraprendere questa, ma non voglio parlare di questo. Quello che io voglio dire è che oggi c'è una grossa responsabilità che Sardos e voi vi state prendendo, e tutti i partiti dell'autodeterminazione vi state prendendo. Si sta ridando fiducia a tutta una parte di sardi che non vogliono più continuare, che non votano più. Si sta ridando fiducia e si sta facendo si sta tracciando un percorso che molti chiedono e molti vorrebbero percorrere. Il problema è che questa è una scommessa veramente grande, che non bisogna solo partecipare alle riunioni, bisogna riandare a casa e parlare di questa riunione, bisogna riandare a casa e dirlo a ogni persona di cui voi avete il contatto, così come ho fatto io 1 anno e mezzo fa. 1 anno e mezzo fa io ho fatto la mia prima riunione per il DNA, ed ci sono anche delle persone che mi hanno dato una mano, che sono qui nella sala, ed eravamo in 50 persone, tutti i sindaci contro, perché tutto il sistema è contro. Oggi il mio partito mi chiede di andare a dare fiducia a un sistema che io vi posso garantire che questo sistema è stato il nemico, primo nemico in questa battaglia per riportare il DNA a casa. Potrei raccontare, stare 2 giorni a raccontare tutto quello che abbiamo dovuto, chi sono veramente, ma lo sapete, perché lo sapete tutti chi sono i nostri nemici. Il nostro nemico è chi veramente vuole gestire e continuare a gestire la nostra vita a Roma. Il nostro nemico è la giunta Pigliari, il nostro nemico è la giunta Capellacci, il nostro nemico sono tutti questi presidenti che sono stati servi di Roma e sono stati i nostri peggiori aguzzini. E invece che cosa bisogna fare? Bisogna andare dalla gente, perché io dopo neanche 1 anno e mezzo tutti i sindaci che erano contro questo progetto oggi sono all'interno dell'associazione, tutte le pro loco che erano contro questo progetto sono all'interno dell'associazione. Il problema sapete qual è però? Che se io dovessi chiedere a tutto il territorio in Ogliastra, io dovessi andare a chiedere, nonostante la mia vittoria, e che mi viene riconosciuta, dovessi chiedere ok, adesso andiamo e votiamo per l'autodeterminazione, purtroppo non lo so quanti mi seguirebbero. Questo perché? Perché siamo abituati a compiacerci
e invece siamo poco abituati ad andare a parlare col nostro vicino, col nostro parente, col nostro nonno, con nostra nonna, e sono tutti quegli elettori che invece scontenti se ne restano a casa. Quindi io oggi sono qui a dirvi che rientro a casa contento, perché vedere tanta gente che mette la faccia per questo non è un progetto, è una cosa necessaria. Io non voglio continuare ad aprire il giornale ed essere stamattina, anzi ieri ho visto i baschi, c'era una fiumana di gente, non so se avete visto quella fotografia. Chiaramente molti di voi siete andati anche a Barcellona, anche quelli che oggi votano perché dicono che vogliono andare con la Lega a Barcellona. La cosa è strana, cioè basta una bandiera fuori dalla Sardegna, siamo tutti insieme. Rientriamo in Sardegna e ognuno pensa di poter decidere, determinare la vita del nostro popolo. Io niente, volevo dare solo questo piccolo contributo che serve più a me per entrare a casa magari un pochettino più fiducioso che non forse a voi, e quindi vi volevo dare solo, quindi Forza Varis si può dire, anche se si può dire Forza Varis, ma mi raccomando, se ci credete non tenetevelo dentro da soli, andate a dirlo a tutti quanti, perché se oggi Autodeterminazione ha deciso di andare alle politiche da solo, chiaramente lo sta facendo per far capire ai sardi che c'è una strada che altri magari si sono dimenticati che esiste. Noi vogliamo ricordare a tutti che c'è questa strada, ma attenzione, bisogna andare a votare. Grazie.